essere Rosa Bazzi o Lindo Romano e vogliamo metterli in fila, scrivono gli autori. Anche i più scettici di fronte alla tesi innocentista, una volta terminata questa lettura, non potranno che nutrire dubbi e non potrà non venire loro in mente un caposaldo del codice di procedura penale. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. La domanda quindi è spontanea: com'è possibile che 26 giudici a cui è stato sottoposto il caso abbiano preso un abbaglio così grande? E qui in realtà Dario Martini sbaglia, perché non sono 26 giudici, i giudici sono 9, 2 in primo grado, 2 in secondo grado, 5 in Cassazione. Tutti gli altri sono giudici popolari, cioè persone che non hanno alcuna attinenza col mondo della giustizia. Basta il diploma di terza media per il primo grado e di superiori al secondo grado. In ogni caso, i giudici sono 9, non 26. Andiamo con ordine. La condanna all'ergastolo dei coniugi Romano, scrive Dario Martini in questa recensione del libro Erba di Monteleone e Priano. La condanna all'ergastolo poggia su 3 pilastri che la magistratura in 3 gradi di giudizio ha ritenuto solidi. Primo, la testimonianza di Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto, si è salvato grazie a una malformazione della carotide. 2, la traccia di sangue della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, che a 14 giorni dalla strage è trovata sul battitacco dell'auto di Olindo. 3, la prova regina, le confessioni rilasciate il 10 gennaio 2007 dai 2 coniugi. Eppure, guardando da vicino questi pilastri, è facile accorgersi della loro fragilità, dei difetti e dei vizi strutturali. Piccolo inciso, la tesi innocentista non è nuova, scrive il Tempo. In altra epoca, a ridosso delle sentenze di condanna, c'è stato un altro giornalista che per primo ha raccolto le prove dimenticate, evidenziando i punti oscuri. Si chiamava e si chiama Edoardo Montolli. Il suo lavoro era chiuso in un altro libro dal titolo emblematico Il grande abbaglio. È stato lui per primo a instillare il germe del dubbio. In realtà erano 2 gli autori con Felice Manti. In ogni caso, senza entrare nel dettaglio, per evitare di spoilerare i colpi di scena di questo libro, scrive Il Tempo, possiamo dire che per prima cosa viene spiegato il motivo per cui non si può credere che la signora Valeria, vicina di casa del secondo piano della palazzina di Via Diaz, sia riuscita a trascinarsi per 18 gradini con 47 coltellate e 8 violenti colpi alla testa. E nonostante avesse la gola e la lingua tagliate, nel suo tentativo di fuga non abbia disseminato le scale di sangue e sia riuscita a emettere un grido d'aiuto una volta raggiunto il suo appartamento al piano sopra. Altra domanda che non ha trovato risposta. Com'è possibile che non ci sia un'unica prova materiale che riconduca la presenza di Olindo e Rosa sulla scena del crimine? Non c'è un cappello, una goccia di sangue, un frammento di DNA. Nulla, anzi c'è il segno di una mano insanguinata nell'appartamento di Raffaella Castagna che non appartiene ai coniugi. Non si sa di chi sia, nessuno si è preso la briga di appurarlo, ma la vera sorpresa sarà scoprire come sono stati condotti i rilievi sull'auto di Olindo e come è stata eseguita la prova del luminol. Interessanti anche gli estratti delle interviste all'ex comandante del RIS Garofano, ma infine, non meno importanti, 2 aspetti, conclude il Tempo. Viene ricostruita la modalità con cui è stata raccolta la testimonianza di Frigerio, il super testimone, e svelati elementi finora inediti delle confessioni poi ritrattate, senza dimenticare le interviste ai 2 in carcere. Monteleone e Priano sono consapevoli che anni di domande legittime sono spesso cadute nel vuoto, ma assicurano di essere stati spinti solo dall'amore per la verità. Un libro frutto di inchieste giornalistiche non può sovvertire la verità processuale, nell'attesa di sapere se le nuove istanze di revisione del processo presentate dal magistrato Tarfus e dai legali di Rosa e Olindo saranno accolte o meno. E c'è un articolo poi anche sul tentativo del magistrato Tarfus che ha chiesto la revisione del processo. Ci fermiamo un attimo e poi con noi Emanuele Boffi, direttore di Tempo